Dal punto di vista degli amministratori locali, il modello di gestione pubblica del Veneto nel servizio idrico funziona? A nostro avviso sì, perché è frutto di un lavoro costante e di molti anni anche di impegno diretto di amministratori locali, perché ci tengo a dire che i controlli, e sono quasi tutte società in house, quindi interamente pubbliche, per le quali viene effettuato il vero controllo analogo, termine tecnico, ma che dimostra che gli amministratori fanno il controllo su tutto il percorso che va, insomma, della gestione dell'attività, investimenti, tariffazione e quant'altro. Poiché, ripeto, è frutto veramente di un lavoro anche costante e continuo, noi abbiamo un po' timore delle leggi che possono intervenire, perché di solito le norme sono con una visione generale e arrivano per magari situazioni dove le cose non hanno funzionato o hanno funzionato male. Per cui la nostra, raccomandazione di amministratori veneti è quella di pensare bene e di pensare bene al tema del modello di società in house, perché qui ci sono esperienze proprio che funzionano. Quindi verificare anche magari di non intervenire all'interno di questi due testi di legge che si sta discutendo, ci sono le audizioni in questi giorni, di verificare bene cosa debba intendersi per acqua bene pubblico, che è anche la forma societaria però di una società pubblica, è un modello che funziona, e quindi verificare dove ha funzionato e anche non vanificare il lavoro magari di tanti anni di amministrazioni sulle quali ci sono stati investimenti anche in termini di tempo, risorse umane importanti. Quindi secondo lei l'acqua pubblica in Veneto è già una realtà? Secondo me sì, non solo secondo me, ma secondo noi amministratori del Veneto. Ecco, questo possiamo confermarlo. Ovviamente da parte nostra c'è sempre l'impegno di difendere i cittadini. Ci sono esempi importanti anche proprio dove magari si sono un po' rallentati gli investimenti, però facendo un ragionamento sulle tariffe, cercando che le tariffe siano a portata di tutti. Siamo stati anche tra i primi nei quali si è fatto un ragionamento sulle cosiddette tariffe per le fasce deboli, e questo è importantissimo. Guardiamo rispetto ad altri paesi europei quali sono le nostre tariffe, e già da qua sono numeri, si è in grado di capire quale e quanta attenzione c'è stata da parte degli amministratori pubblici. Quali sono secondo lei i risultati più importanti, concreti, che si vedono nei nostri territori grazie a questo modello di gestione? Io credo che ad esempio il fatto che adesso sta per partire anche un laboratorio unico regionale per le analisi, che ovviamente raccogliendo 12 gestori sarà sicuramente all'avanguardia e darà possibilità anche per le società di minori dimensioni di poter usufruire appunto di un investimento importante. Questo credo sia uno degli obiettivi più importanti, e io credo anche la centrale unica di committenza. È importante che sia stato fatto questa faticosa scelta, ma che porta poi dei risultati in termini dell'acquisto dei fornitori di beni e servizi. Si possono avere delle economie di scala importanti, e poi parlare con un'unica voce e rapportarsi anche a livello nazionale con un'unica voce credo sia la cosa più importante di tutte.